Questa sera il Cotton deve fare i complimenti a De Angelis. Stavamo con 5 over 35 in campo, anzi 5 44enni. Perciò credo che abbiamo dato tutto, loro sono una grande squadra, non devono dimostrare niente secondo me, perché se anche quest'anno poi vincono il titolo è giusto che vincono. È la squadra più completa e più che sa giocare forse meglio a calcio. Però stasera credo che ci siamo fatti sentire e ci siamo fatti vedere. Vero che loro stavano col portiere zoppo, come ha detto, ma è pure vero che noi abbiamo, ripeto, 5 persone che hanno 44 anni in campo. Perciò voglio dire, forse va fatti i complimenti a De Angelis stasera. Una delle più belle partite delle ultime 6-7 partite, che ci abbiamo messa tutte e abbiamo giocato senza chiacchierare in campo, senza professionisti. C'è stata gente con le palle stasera in campo, permettimi di dirlo. Non ho visto signorine e questa è la squadra che io mi piace vedere, dove mi diverto, dove ho perso ma mi sono divertito. Anche io credo, abbiamo fatto tutti una bella partita, ho dato tutto fino all'ultimo, anche io credo di aver dato il contributo giusto e questa è una strada per salvarsi. Poi, come ho detto, a fine anno credo che sarà l'ultimo anno di Serie A, a meno che non succeda un qualcosa di particolare. Io, essendo poi un amante del calcio, mi devono far innamorare per tornare indietro e chissà, se mi fanno innamorare c'è sempre tempo per pensare, vediamo. Aspetta, la stessa cattiveria, questa stasera sapevamo di perdere, guarda ti dico questo, sapevamo di perdere ma stavamo preparando un gruppetto per le partite dopo, perché col Cotto, Golbet, sono tutte partite che uno può perdere, però sempre con dignità. Le partite si possono perdere ma ci vuole dignità, non si possono perdere partite levando le gambe. Per quanto riguarda i contrasti duri, sì, te lo dico io personalmente che dopo 2 minuti i momenti mi strozzano, però no, naturalmente è fallo di gioco. No, io credo che queste sono le cose giuste, bisogna entrare in campo con la cattiveria giusta e giocare questa partita con la giusta cattiveria, come abbiamo fatto stasera. Poi, come si dice, il calendario e il campo deciderà la sorte del De Angelis. Complimenti, in bocca al lupo a Roberto De Grazie, Angelis, buona grazie, serata. grazie.